Allora, cari amici, buongiorno a tutti quanti, anzi buonasera perché sono ormai le 20:28. Oggi è il 31 maggio del 2023 e io sono come sempre Pietro Kociancic, questo è il mio canale video e oggi è un giorno importante perché appunto, a parte che finisce maggio, che ha il suo perché come data, quindi domani inizia giugno, diciamo, possiamo dire anche che un po' con la fine di maggio è finito l'anno, perché poi c'è l'estate, si avvicina Natale, quindi l'anno è finito, quindi buon... Come è stato il vostro 2023? Bello? Speriamo di sì. Ricordatevelo con piacere perché è già finito. Vabbè, a parte questa prima considerazione preliminare, ne faccio invece, arrivo al dunque di questo video qua. Oggi è il 31 maggio e tra le varie cose è anche San Canziano. Voi direte, bene, interessante, perché ci stai dicendo questa cosa, Pietro? Lo sappiamo benissimo che è il nome da cui deriva il tuo cognome, perché tutti noi sappiamo, direte voi a me, che Kociancic, essendo un nome di tendenzialmente origine slava, è un patronimico e Kocian, anzi Kozian o Kozian, non so come, dove l'accento, direte voi a me, è sicuramente l'adattamento sloveno del nome latino Canzianus, che è il nome di un santo abbastanza popolare un tempo in quella zona del confine tra mondo latino e mondo slavo, quindi diciamo fra Goriziano, Friuli e Istria settentrionale, e magari con dei punti anche di estensione fino all'Austria. Quindi, mi direte voi, lo sappiamo benissimo, e quindi vi dirò, bene, sapendo voi queste cose, potete immaginare che quindi oggi è un po', tra virgolette, il, l'onomastico del mio cognome, quindi è il mio cognonomastico. Arrivando a questa considerazione, mi è venuto in mente che in effetti l'occorrenza del cognonomastico non è molto festeggiata, ma potrebbe godere invece di più considerazione per tutti noi. Perché? Perché adesso ve lo spiego. Allora, per esempio, primo esempio, voi conoscete sicuramente tante persone con cognomi tanto molto diversi, molto strani, variegati, però tanti, non tutti, sono legati a dei nomi di persona. Per esempio, conoscerete magari qualcuno che si chiama Di Pietro, qualcuno che si chiama Pedrini, qualcuno che si chiama Pedrocchi, qualcuno che si chiama Peirasso, tutti nomi legati come Pederzani, Pedersoli, tutti nomi chiaramente legati al nome Pietro. Ecco, invece che ricordarvi tutti i compleanni oppure tutti gli onomastici, voi unificate tutto il 29 giugno, che come sapete benissimo è San Pietro e Paolo, vabbè, e fate il augurio di cognomastico a tutte queste persone qui lo stesso giorno, e così per un anno vi siete tolti il problema, e poi potete farlo anche con tutti gli altri, cioè non so, De Angelis, Angelini, tutti, Sant'Angelo che non so, e c'è, sì, probabilmente c'è, e quindi via, tutti insieme, De Robertis, Roberto, tutti San Roberto, Bellarmino, che credo sia a settembre, tutti insieme, pam, senza doversi ricordare tutti i compleanni e tutti gli onomastici. Poi questo è il secondo tema, vi porterà anche a incuriosirvi dei cognomi, quindi potete dire, non so, vi trovate di fronte al cognome Merisi, dite, ma cos'è Merisi? Cercate, ricercate, cercate e scoprite che è legato chiaramente a una forma, una varietà del nome Amerigo, che quindi a sua volta è una forma diciamo settentrionale toscana del nome Enrico, e quindi fate tutti i compleanni il giorno di, anzi compleanno, il cognonomastico, perdon, il giorno di Sant'Enrico, credo che ce ne sia più di uno, e scegliete quale, e vale, tutti i Merisi, i Merisio, i Mereghetti, tutti insieme lo stesso giorno. Quindi, se invece non arrivate a scoprirlo subito, potete quindi comprare dei libri che parlano di cognomi, quindi incoraggiate anche l'editoria e date anche da lavoro a gente che studia queste cose, quindi come dire, ne beneficia anche l'economia. Quindi pensate quanti vantaggi ci sono nel festeggiare, nel celebrare il cognomastico, anche per persone famose, non so, Matteo Renzi, facciamo un esempio di una persona famosa.
Matteo Renzi, quando è che compie gli anni? Io non me lo ricordo mica. Quando è che è San Matteo? Io non me lo ricordo più. Però Renzi è chiaramente Lorenzo. E quando è San Lorenzo? Il 10 agosto. Lo sanno tutti quanti, ci sono le comete. E quindi tutti a fare gli auguri di cognomastico a Matteo Renzi il 10 agosto. E quindi insomma ci sono tanti, per esempio questo per i fan di Matteo Renzi per esempio, non so, Salvini, non c'è San Salvino purtroppo, quindi non potete fargli gli auguri il giorno di San Salvino perché non c'è. E non c'è Santa Meloni, non c'è, quindi non potete fargli iconomastico, non c'è Sam Schlein, non c'è, quindi insomma non vale per tutti, però insomma è la vita comunque fatta anche di sacrifici, potete anche impararvi qualche compleanno e qualche onomastico vero senza dover ricorrere al trucchetto del cognomastico, però perché insomma si può variare nella vita, insomma siamo creature evolute e possiamo fare tante cose allo stesso tempo. Poi infine quindi ultimo punto, è anche una cosa indubbiamente originale, quindi nessuno si aspetta di ricevere un augurio di cognomastico. Quindi, quando lo ricevi dirà, caspita, ma che pensiero gentile che mi arriva, ma che pensate che persona particolare che mi ha fatto questo augurio. Bisognerà diventare più amici con lui, oppure se è una donna che vi piace o un uomo che vi piace per le donne, dite, ah, questo qui è una persona molto particolare, magari lo possiamo frequentarci, quindi potrebbe far nascere anche dei matrimoni, delle unioni, dei figli magari alla lontana. Quindi guardate quanti vantaggi che porta eventualmente, potenzialmente, il festeggiare il cognomastico. Bene, allora, detto questo, concludo quindi facendo gli auguri di buon cognomastico a tutti i Kociancic, tutti i Kociancig, che è la variante goriziana, a tutti i Canziani, a tutti i Canciani, a tutti i Canzian, a tutti quelli con cognomi un po' italianizzati tipo Cociani, Cosciani, e dicendo quindi buon cognomastico e invitando tutti gli altri amici a fare queste ricerche qui perché secondo me è una cosa molto furba e forse anche un po' divertente. Ciao!